Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo sia con tutti voi. Un saluto a tutti carissimi per questa celebrazione domenicale. Un saluto anche a quanti sono in comunione con noi attraverso Radio Barbagia. Un saluto anche a quanti in ogni parte del mondo quest'oggi si incontrano come noi per celebrare la presenza di Gesù, della sua parola di vita e di salvezza, del suo amore per noi. E vogliamo davvero disporre il nostro cuore a incontrarlo. È vero che siamo tutti un po' più stanchi quest'oggi, abbiamo perso un'ora di sonno, la recupereremo nel mese di ottobre. Ecco, intanto svegliamoci un pochino tutti e facciamo in modo che davvero il nostro ascolto di Gesù che ci parla sia ancora più forte, ancora più attento, ancora più proficuo. E intanto iniziamo riconoscendo umilmente le nostre fragilità e le nostre debolezze. Chiediamo perdono dei nostri peccati. A te, o Cristo, Re di eterna gloria. Io sono la luce del mondo, dice il Signore. Chi segue me avrà la luce della vita. Insieme. In quel tempo Gesù, passando, vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: Rabbi, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Rispose Gesù: né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo. Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e disse: va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Sia lodato Gesù Cristo. Sarò brevissimo nella mia omelia anche questa domenica, perché sono sicuro che l'ascolto così attento di questo brano evangelico mi stavate quasi commuovendo, perché vi vedevo tutti attentissimi a questa lettura del Vangelo, anche se un po' più lunga del solito. La liturgia della Chiesa quasi ci sta preparando ad ascoltare fra 2 domeniche, durante la Messa, la proclamazione della passione di Gesù, e sarà una narrazione ancora più lunga. Ma carissimi, non possiamo mai stancarci di ascoltare la parola di Gesù, mai. Quando ci stanchiamo o se ci rendiamo conto che ci stiamo stancando, dobbiamo prenderci a pizzicotti. Dobbiamo prenderci a pizzicotti per tenerci svegli e per dire a noi stessi: ma com'è possibile che io mi chiuda alla vita?
di Gesù è vita. Com'è possibile che io mi chiuda alla luce e voglia vivere nell'oscurità? La parola di Dio è luce e ce lo ha ricordato questo brano di Vangelo. Vi dirò solo qualcosa tra un po'. Com'è possibile che ci chiudiamo alla parola di Dio? Perché la parola di Dio è come un'acqua che ristora, e ci dà vita, e ci dà energia, e ci dà la spinta per andare avanti. E questo lo abbiamo detto domenica scorsa. Io sono sicuro che mentre proclamavamo il Vangelo di Gesù e tutti quanti cercavamo di seguirlo nel foglietto della messa e di ascoltare, sono sicuro che un po' tutti siamo stati tentati di fare qualche parte. Ma da che parte vogliamo stare? Dalla parte di Gesù? Dalla parte del cieco? Dalla parte dei genitori? Dalla parte dei giudei, dei farisei, che cercavano di indagare per trovare a tutti i costi qualche colpevole? Di che cosa? Di una cosa buona che Gesù aveva fatto. Aveva guarito un cieco in maniera proprio imprevista e imprevedibile, in maniera inconcepibile. Aveva guarito un cieco, aveva ridato la vista. Ma non aveva solo fatto un miracolo fisico Gesù. Gesù voleva soprattutto fare un miracolo perenne, un miracolo morale. Voleva far capire a quelle persone del suo tempo che pensavano di veder chiaro tutto. Voleva far capire a tutti gli uomini di buona volontà, a tutti coloro che credono e che pensano di essere onesti intellettualmente, voleva far capire che nessuno può presumere di vedere tutto, ma tutti siamo un po' e a volte molto ciechi. Anche se abbiamo gli occhiali, anche se abbiamo 10 decimi di vista, molte cose non riusciamo a vederle. Che cosa? Ad esempio, l'intimo dell'uomo. La prima lettura ci ha ricordato: Dio guarda al cuore. L'uomo guarda alle apparenze. Noi siamo sempre tutti un po' superficiali, tutti, i più piccoli, ma anche i più grandi, anche i più anziani, anche i più saggi. Molte volte rimaniamo all'esteriorità, alla superficie, a quello che si vede, a quello che uno fa, ma a quello che uno è, a cosa c'è dentro il cuore dell'uomo. Ci pensiamo qualche volta? Molte volte siamo tentati di non pensarci, o a volte volutamente non ci pensiamo. Ecco perché siamo ciechi. Ecco perché Gesù con questo miracolo ci vuol dire: imitiamo Dio, siamo anche noi come Dio, pronti a non accontentarci delle apparenze, dell'esteriorità, della superficie, di ciò che si vede con gli occhi del corpo, ma a guardare sempre alla sostanza, all'essenziale, alla verità delle cose. Ecco la prima luce che Gesù vuole donarci. Per questo non possiamo stancarci mai di ascoltare la sua parola, perché la sua parola è luce, che illumina anche i nostri occhi e soprattutto apre il nostro cuore, perché possiamo guardare al cuore dei fratelli, all'essenza della vita. Ancora, la parola di Gesù è luce, perché ci aiuta a capire anche le vicende della nostra vita, anche quelle più tristi, anche quelle più difficili, anche le disgrazie. Avete sentito come è iniziato il brano di Vangelo? Si presenta quest'uomo che era cieco dalla nascita. E la mentalità di allora e molte volte anche la mentalità di oggi: ma come mai è nato così? Si vede che l'ha combinata grossa. E allora i contemporanei, i farisei, i giudei interrogano Gesù: tu che dici di essere figlio di Dio, perché è nato cieco quest'uomo? Chi ha peccato, lui o i suoi genitori? E Gesù risponde: miscredenti,
Così risponde Gesù. Io penso che se li sia guardati proprio con uno sguardo potentissimo. Non ha peccato né lui né i suoi genitori. Se è così, è perché si manifestino le opere di Dio. Che bello! Ecco la luce vera che illumina ogni uomo. Ecco la luce senza tramonto. Ecco la luce di Gesù e del Vangelo. Se nella nostra vita ci sono tanti limiti, tante fragilità, tante malattie, tante disgrazie, non dobbiamo sentirci in colpa. Non sono un castigo di Dio. Non sono un castigo di Dio. Possono diventare, se accolti, l'occasione, il luogo in cui Dio manifesta la sua gloria, la sua potenza, il suo amore per noi. Sembra assurdo, ma questa è la luce vera che illumina ogni uomo. Questa è quella luce di cui ci ha detto anche San Paolo nella seconda lettura. Quella luce che porta frutti di bontà, di giustizia e di verità. È la luce che Gesù ha dato al cieco nato. È la luce che può dare a tutti quanti noi se con costanza, con coscienza, con attenzione seguiamo, ascoltiamo e mettiamo in pratica la sua parola. Tutti in piedi, insieme, la professione della nostra fede.